Carissimi tutti, carissimi fratelli, sorelle, carissima famiglia salesiana, carissime famiglie e giovani che potete ascoltarmi, sono qui alle porte del Natale, della nascita del nostro Signore, per dirvi tanti auguri e Santo Natale. E lo dico con una grande emozione, con un profondo desiderio di abbracciare, di comunicarmi, di trasmettere questo affetto e tenerezza che viene di Dio e con il desiderio che arrivi a tutti voi. Allo stesso tempo sono cosciente di tante cose che ci colpiscono. Sono molto cosciente di come questa pandemia continua a colpire le nostre società, le nostre nazioni. Sembrava che era possibile superarla un po', adesso ritorna in qualche parte del mondo con la stessa forza, sembra che non finisce mai e porta dolore, porta povertà, porta famiglie che restano senza lavoro, portano delle perdite che colpiscono il cuore quando si perde a una persona molto amata. Nella nostra famiglia salesiana sappiamo tanti che abbiamo perso tanti confratelli, consorelle, papà, mamma. Questa è una dolorosa realtà. Sono cosciente di come le guerre non finiscono mai. Sono cosciente del dolore che creano questi gruppi ribelli che sfruttano le persone, che rapiscono ragazzi, ragazze, che fanno tanto male, specialmente ai più poveri, ai più deboli, tante volte ai bambini, tante volte alle ragazze, tante volte alle donne. Sembra che manca giustizia in questo senso. Ancora l'educazione non arriva per tutti, ancora la fame esiste nel mondo, incomprensibilmente esiste. Oggi abbiamo un pianeta Terra che continua a dirci così non andate bene, e per questo ci sono tante manifestazioni con tifoni, con terremoti, con situazioni che parlano di qualche convulsione. E potete dirmi, è possibile darci gli auguri di Natale se tu ci presenti questo panorama? Io credo di sì. Credo di sì. Sono profondamente convinto perché quella parte della realtà è una piccola parte di una realtà molto più ricca e bella che questa. Il mondo è stato redento dall'amore di Dio nel suo Figlio amato che nasce anche oggi in mezzo a noi. Anche perché il mondo che soffre ha tanta vita, tanto amore, tanta tenerezza, tanta oblazione, tanta donazione, tante persone, migliaia e migliaia di persone che vivono pensando nel fare il bene. Tra questi credo che anche la nostra famiglia salesiana. È per questo che io voglio dirvi in questo Natale tanti auguri, Santo Natale, e con un profondo desiderio di viverlo di questo modo. Anzitutto, carissimi miei, con una profonda fede, con una profonda convinzione di questa tenerezza e amore di Dio che ha voluto essere uno di noi, soltanto diverso nella mancanza del peccato. Voglio invitarvi a vivere anche questo Natale con speranza. Mi dico e vi dico, se noi non riusciamo
a trasmettere speranza, a offrire qualche sguardo di speranza, allora cosa possiamo offrire agli altri? E qui dove credo che la nostra famiglia salesiana, la famiglia di Don Bosco, è una bella famiglia religiosa nel mondo che ha tanto da offrire nella nostra semplicità, ma con questa convinzione che siamo nati per gli altri e che siamo nati per testimoniare fede e speranza. E aggiungo un ultimo elemento. Voglio desiderarvi un Santo Natale e un inizio del nuovo anno dove questa proposta che faccio nella strena di vivere, come ci ha chiesto Francesco di Sales, San Francesco, tutto per amore e niente per forza, possa essere la nostra guida in questo anno, perché sappiamo che l'amore, la carità, la fraternità, la tenerezza sana, cura. Allora il nostro modo di vivere, il nostro atteggiamento deve essere così, quello delle persone, donne e uomini, che crediamo che con una profonda interiorità, con un sorriso frente alla vita e un mondo che a volte soffre, e con un modo di reagire dove l'amore, la fraternità, la carezza, il servizio, la tenerezza nel nome di Dio sia il modo di andare all'incontro degli altri. E qui dove trovo i punti che possono dare qualche bel contributo alla realtà che dicevo all'inizio. E questo è possibile perché Dio ama la sua creazione, perché Dio ci ama profondamente, tanto che ha voluto vivere in mezzo a noi nel suo Figlio amato e ha redento la sua creazione, il suo mondo a noi. Tanti auguri in questo Natale, felice anno nuovo, che Dio vi benedica con la sua tenerezza. Ciao.